Avete presente il ballo della scopa, tanto in voga qualche anno fa? Tutti ballano, poi finisce la musica all'improvviso e qualcuno si ritrova con la scopa in mano. Ecco, sta succedendo qualcosa di simile nel valzer della politica regionale proprio in questi giorni, in cui la trattativa per scegliere il candidato del centrodestra alle regionali sta vivendo i momenti più concitati. Tutti gli indizi portano ad Alberto Stefani, parlamentare, già sindaco di Borgoricco e attualmente segretario regionale della Lega. Appunto, segretario regionale della Lega, un ruolo che dovrebbe lasciare immediatamente una volta confermata la sua candidatura alla presidenza della regione del Veneto. Ma se un segretario se ne va, direte voi, ne arriverà subito un altro o no? La risposta è sì, e il nome che circola di più in queste ore è quello niente meno di Nicola Finco, esponente della Lega molto noto in Veneto per la sua esperienza da consigliere regionale e ora sindaco di Bassano del Grappa. L'indiscrezione è esplosa nelle ultime ore e il diretto interessato, interrogato sull'argomento, preferisce fare scena muta e si chiude in un no comment che però dice molto. Prima di tutto, questo silenzio dice che Finco è effettivamente in pole position per prendere il posto di Stefani, ma soprattutto ci dice che Finco sa cosa lo aspetta nei prossimi mesi se dovesse accettare. C'è in ballo una campagna elettorale che deve ancora partire ufficialmente, ci sono decine di candidati e aspiranti tali da ascoltare, approvare e lidere, liste da verificare, tensioni interne da gestire. Finco ha avuto un assaggio di una situazione simile durante il travagliato percorso di scelta del candidato sindaco bassanese, quando l'accordo con Fratelli d'Italia proprio non si è trovato e le due parti hanno dovuto poi ricucire in fase di ballottaggio per contrastare il candidato del centro-sinistra. Insomma, per molti e per chi gli ha proposto questo ruolo tanto delicato quanto scomodo, Finco la stoffa ce l'ha e a meno di un ribaltone dell'ultimo minuto si troverà lui con la scopa in mano quando finirà la musica. E poi sì che si balla davvero.